sia qualcosa di illegale denunciate, così Zaia alle opposizioni in commissione sanità, ripercorsi con i tecnici 15 mesi di emergenza e sono emersi anche dei retroscena. Quindicenne cade dal quarto piano della palazzina in cui vive, è accaduto nel pomeriggio a Mestre, la ragazzina è stata trasportata d'urgenza in ospedale, è grave. Era un agente di polizia penitenziaria al carcere della Giudecca, la 55enne trovata morta sotto il letto a contenitore in casa. L'ipotesi del decesso è quella dell'asfissia. Dopo i 3 incidenti di ieri, un altro scontro tra mezzi pesanti in A4 nel tratto Latisana-Porto Gruaro, 4 feriti di cui uno grave, traffico bloccato. Dopo da San Marco a San Filippo e Giacomo, anche oggi dopo il weekend inizio maggio, Venezia era deserta e i gondolieri sempre in sofferenza. A Punta San Giuliano invece la laguna sta diventando sempre meno profonda, tanto da rendere a tratti impossibile la navigazione. L'appello al provveditore perché si intervenga al più presto. Il popolo social è sobbalzato nel leggere una certa scritta sul comune di Mira proprio nell'enciclopedia online per eccellenza e scoppia la polemica. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. È ancora in corso la Commissione Sanità della Regione, nel corso della quale oggi il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha detto: se pensate ci sia qualcosa di illegale, denunciate. L'ha detto appunto di fronte alla 5ª commissione a Venezia, dove ha ripercorso 15 mesi di emergenza, svelando anche alcuni retroscena. Non esiste che questo venticello dell'accostamento malizioso, morti in curia, con me non funziona. Quindi, chiuso il consiglio, andate in procura e abbiate le palle di fare una denuncia. Si rivolge direttamente alle forze di opposizione Luca Zaia nel suo intervento in 5ª Commissione Sanità Venezia. Lo fa al termine di una settimana infuocata dal punto di vista politico, iniziata con la trasmissione Report sulla gestione della seconda ondata pandemica con relative polemiche e proseguita con la notizia dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Padova sull'efficacia dei test rapidi e relativa fornitura. L'excursus di Zaia parte dal 21 febbraio 2020, data del primo focolaio di Vo e della prima riunione della task force. È qui che scatta la fase delle scelte. La prima, più volte citata dal Presidente, riguarda la decisione di fare oltre 3.000 tamponi sulla popolazione. Compriamo la prima macchina suggerita dal professor Crisanti, questo sì è merito suo, per fare i tamponi. Poi sono altre macchine che abbiamo comprato per Verona e per altro, abbiamo cercato pian piano di costruire tutto quello che è la rete della diagnostica, no? Ma guardate che non abbiamo inventato nulla di nuovo, tutto il mondo ha fatto così. Ci sono poi le difficoltà legate agli approvvigionamenti che tengono banco per tutta la primavera. Se non mi arriva i respiratori siamo andati a comprarceli. Come siamo riusciti a portare le mascherine? E a proposito di mascherine, Zaia rivela un retroscena. Trovo un imprenditore illuminato, che è Fabio Franceschi di Grafica Veneta, che se ne regala quasi 15 milioni. Il risultato? Sono venuti in asso. In autunno il Covid si ripresenta, si comincia a parlare di varianti, di mutazioni fino al picco di fine anno. I test molecolari vengono alternati a quelli rapidi per lo screening di massa. I tamponi rapidi, che poi fra l'altro nel frattempo vengono anche autorizzati e consegnati gratuitamente, cioè i tamponi che abbiamo utilizzato gran parte ci venivano consegnati gratuitamente dalla struttura commissariale, giustamente, e anche i medici di base per la diagnostica, sono stati assolutamente l'occasione per arrivare all'ultimo lembo. La terza ondata, continua il Presidente, colpisce meno il Veneto rispetto ad altre regioni. Veneto che in un anno assume quasi 6.000 nuovi operatori sociosanitari, 700 milioni di investimento totale in sanità. E questo per arrivare ai vaccini di oggi. Finalmente le dosi sono disponibili, con il governatore che ribadisce l'intenzione di tenere AstraZeneca solo per gli over 60, come consigliato da EMA. E fatte le seconde dosi che faremo nel mese di maggio e giugno, poi noi passati ai 50-59 andiamo di Pfizer o di Moderna. Non è vero che si può utilizzare, o meglio è vero che si può utilizzare, ma anche è vero che è raccomandato sopra i 60 anni. Per Zaia il contenimento della pandemia quindi è vicino. La mia visione è quella che noi, se riusciamo a mettere in sicurezza tutti gli over 60, i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75, abbiamo messo in sicurezza il 90% del problema con i vaccini.
Sul caso test rapidi si sono concentrati i tecnici della Regione a partire dal direttore Flor, che ha dato nuovi dettagli. A oggi lo studio Crisanti non modifica la pratica clinica. Da 6 mesi stiamo discutendo su una cosa che ad oggi è raccomandato non può influenzare la pratica clinica. Di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Così il direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor, ha sintetizzato la vicenda dell'uso di test rapidi in Regione contestata dalla trasmissione Report. Nel corso dell'audizione in commissione al Consiglio regionale, Flor torna il 21 ottobre 2020, quando nelle vesti di direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova riceve la lettera del professor Crisanti, dove si dice che i test rapidi non sono validi e hanno un deficit del 30%. Erano 2 tabelle, ricorda Flor, poi diffuse sulla stampa, per le quali l'azienda farmaceutica Abbott aveva poi chiesto chiarimenti. Ricevo una lettera dalla ditta produttrice che mi dice: per favore mi dai lo studio? Per favore mi dai lo studio? Ora questo è in atti, la lettera che ho ricevuto è registrata e protocollata, la lettera ditta che ricevo è protocollata e mi chiede lo studio. Io chiedo a chi ha fatto lo studio di avere lo studio. Ma lo studio, riporta Flor, non c'è. L'ok del comitato etico arriva a gennaio inoltrato. L'autorizzazione a fare questo studio, c'è scritto qua dentro, è stata chiesta dopo. Dopo che io ho detto non c'è lo studio, ci si appresta a chiedere l'autorizzazione e si chiede il parere al comitato etico. E il comitato etico si riunisce il 17 dicembre e dà l'autorizzazione il 13 gennaio. Non sono date che mi invento, sono scritte qua dentro. Lo studio viene anche messo su questa piattaforma in attesa di pubblicazione, si chiama pre-stampa, pre-print. E tuttora giace, almeno fino a stamattina. A smontare la tesi del professor Crisanti anche Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie, per cui non c'è correlazione fra mutazione e uso dei test. Non solo, Ricci ricorda le linee guida del Ministero della Salute del 30 ottobre 2020, dove si dice che è consigliato usare i test antigenici in situazioni dove ci sia un'elevata prevalenza nella popolazione e in contesti ad alto rischio, con conferma dei positivi con test molecolare. E sono ancora in corso le repliche dell'opposizione in commissione, sentiamone alcuni passaggi. Abbiate le palle di andare in procura. Io le palle le ho, ma sinceramente di andare in procura non mi interessa. Il tema, torno, è politico e mi dispiace, Presidente, che lei abbia impostato il suo intervento su noi e voi. Voi. Io non ci sto a questo. Qui non c'è un noi e un voi, c'è solo un noi. L'obiettivo per cui abbiamo chiesto questa audizione e l'obiettivo per cui ci vogliamo confrontare su questo è perché a noi, quanto a tutti, sta a cuore una cosa: la salute delle persone e il superamento di questo momento drammatico. E oggi abbiamo sentito dall'oste che il vino è buono. Non ci potevamo aspettare niente di diverso, ma purtroppo il tema è un altro. Il vino è aceto. Cioè i dati ci mostrano, e questa è la curva dei contagiati, che il Veneto tra ottobre e gennaio ha avuto un andamento totalmente al di fuori di qualsiasi aspettativa. Noi non volevamo un aspetto tecnico, assolutamente. Fosse stato così, avremmo chiesto la quinta commissione con l'assessore e i suoi tecnici. Perché le decisioni sono tutte di tipo politico. Così dunque le opposizioni. Allora, con il nostro sondaggio di questa sera, dopo questa lunga giornata in cui vi abbiamo mostrato per lunghi tratti in diretta i lavori della Commissione, vi chiediamo: Covid, Commissione e tamponi, ha ragione Zaia? Pensate di sì? Allora chiamate lo 0422 1626 691, se pensate invece di no 0422 1626 690. Chiaramente di questo tema si parlerà a lungo questa sera nel corso di Ring, durante il quale vi daremo anche l'esito del sondaggio. Andiamo alla cronaca ora, che ci porta a Mestre, perché c'è stata una quindicenne caduta dal 4º piano del palazzo in cui vive. Il fatto nel pomeriggio verso le 16, subito sul posto i sanitari del SUEM che l'hanno accompagnata in ospedale, dove versa in codice rosso in gravissime condizioni. Quindi indaga la Questura di Venezia sulle cause per capire se si sia trattato effettivamente di una caduta o se ci sia qualche altro aspetto.
La 56enne invece trovata morta in casa dalla figlia. Era un agente penitenziario del carcere della Giudecca. Si attende ora l'esito dell'autopsia. Roberta Romano, la 56enne trovata morta dalla figlia poco più che maggiorenne domenica sera nella sua camera da letto, era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere femminile della Giudecca, nella parte amministrativa. Asfissia è il primo referto del medico legale, in attesa dell'esito dell'autopsia disposta dalla procura che ha aperto un fascicolo sulla vicenda. La 56enne, residente a Santa Marta, è stata infatti trovata riversa all'interno del letto matrimoniale a contenitore. Un fascicolo per atti relativi alla morte, perché la pista attualmente seguita dai carabinieri del nucleo natanti continua a essere quella dell'incidente domestico. Ma sia i militari dell'Arma che la magistratura vogliono vedere più chiaro. Per questo la casa dove viveva la donna è stata posta sotto sequestro. Cosa sia realmente accaduto resta però un mistero, da cui sembra essere escluso il malore. Domenica sera, verso le 21:30, la figlia ha chiamato il 118 chiedendo aiuto perché la mamma non respirava. È nel letto contenitore, diceva. A quel punto i volontari del SUEM hanno segnalato la cosa ai carabinieri, che sono giunti a casa poco dopo insieme all'ambulanza, ma ogni tentativo di rianimare la 56enne è stato vano. Si attende dunque l'esito dell'autopsia per scoprire di più sull'accaduto. E c'è stato l'ennesimo incidente lungo la A4. Questa mattina c'è stato uno scontro tra tir. Serve immediatamente la terza corsia, dicono dalla fondazione Think Tank Nord-Est. Questo è anche un danno d'immagine, dicono, per il Veneto. Un altro incidente nel tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Verso le 8 il tratto a 3 corsie è stato chiuso a causa di un tamponamento fra 3 tir che ha provocato 4 feriti, tra cui uno grave, rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, elisoccorso, 118, polizia stradale e i mezzi di Autovie Venete. I pompieri hanno messo in sicurezza i camion e con cesoie e divaricatori si sono aperti un varco per liberare l'autista rimasto incastrato, poi trasferito all'ospedale in elicottero. Alla luce dell'ennesimo incidente in quel tratto, la fondazione Think Tank Nord-Est chiede di aggiornare le priorità di intervento, perché teme anche un danno d'immagine per l'economia turistica del Veneto. Terza corsia e casello di Bibbione, dicono, non possono più attendere. La situazione della A4 nella tratta San Donà di Piave Portogruaro è diventata insostenibile e con l'inizio della stagione estiva è destinata a peggiorare. Da tempo la fondazione chiede terza corsia e casello di Bibbione, ma non è mai cambiato nulla. Un'area, evidenziano, che prima della pandemia metteva insieme 23 milioni di presenze turistiche, circa un terzo di quelle di tutto il Veneto. Di fronte ai danni causati ormai quotidianamente e allo stillicidio di morti e feriti è quindi giunto il momento di una forte assunzione di responsabilità, concludono, al fine di giungere al più presto possibile una decisione fondamentale per il futuro del territorio. Ora andiamo a Venezia, da San Marco a San Filippo e Giacomo. Anche oggi, dopo il weekend di inizio maggio, la città era deserta e i gondolieri sempre in sofferenza. Giampaolo D'Este, tra i gondolieri di Venezia, è chiamato il re del remo, appellativo conquistato nelle varie edizioni della regata storica, prima con Ivo Ridolfi Tezzat, suo compagno di vogate, e poi inaspettatamente con Rudy Vignotto, ex rivale storico. Titoli a parte, la crisi non ha risparmiato nessuno, nemmeno lui. La situazione non è molto buona, anzi direi che siamo a una catastrofe, nel senso che per il momento turismo zero, di conseguenza la città, vivendo esclusivamente di turismo, è una città morta. L'approdo della sua gondola in uno dei punti nevralgici della città, accanto alla sede del comune, Cafarsetti. A fare da termometro per capire se sarà una buona giornata lavorativa o meno, il ponte di Rialto. Se non c'è gente, oggi non si mangia, spiega. E sulle riaperture interviene così. Speriamo che siano riaperture irreversibili. Da Rialto a San Marco, dogana, un nuovo approdo, qui per la crisi prolungata da Covid Acquagranda, diversi gondolieri che hanno cambiato mestiere, diventando fattorini e commessi nei supermercati.
E dunque sì, i momenti di sconforto ci sono stati e attualmente ci saranno, perché le cose comunque non si sa se non si risolveranno dal giorno. Esatto, e dunque ci saranno ancora momenti di sconforto sicuramente. Pochi passi e siamo in bacino San Marco, weekend del 1° maggio a parte. Qui le gondole restano praticamente tutte ancora ormeggiate. Tra noi c'è chi non riesce più a pagare l'affitto, dicono i gondolieri. Una comunità complessiva in tutta Venezia di oltre 400 persone e che con le riaperture lavora a meno del 50%. Come tante altre attività, non siamo solo noi. La città è proprio in ginocchio. Venezia in particolar modo, perché noi viviamo con questo. È troppo presto parlare già di ripresa, spiegano. Noi veniamo appunto per far presenza, per far vedere che la città, i traghetti sono vivi, però praticamente si viene per niente, perché praticamente la speranza esatto, accesa, esatto. Per mantenere comunque la speranza accesa. A Punta San Giuliano invece l'acqua sta diventando sempre meno profonda, tanto da rendere a tratti impossibile la navigazione. L'appello al provveditore che si intervenga al più presto. A Punta San Giuliano sta sparendo l'acqua. Mentre prima il livello raggiungeva un tot di metri, ora si parla di centimetri. Navigare è diventato un problema. Ti tocca navigare quasi sempre in canale, perché la secca, i canali preesistenti stanno scomparendo con una velocità che è sempre più alta. Negli ultimi 3 anni abbiamo perso 16 centimetri di profondità. Sotto i ponti comincia a esserci poca acqua anche lì, e il seno della Sepa che porta verso l'Osellino si sta completamente interrando. Questo perché sono state aperte le chiuse, quindi dall'Osellino arrivano i detriti che si depositano e la laguna così rischia di sparire. Ecco perché è fondamentale che vengano chiuse e aperte all'occorrenza. Le soluzioni poi ci sarebbero, come spiega l'ingegner Cecconi. Dobbiamo contare sulla marea, perché la marea può rigenerare questi territori convogliando le correnti di marea che ora sono intercettate dal fatto che i varchi sono tutti intassati. C'è 1,5 metri di ostriche, queste ostriche possono diventare, secondo il principio dell'economia circolare, una risorsa per contenere il moto ondoso che si genera nei canali. I fanghi sono inquinati, ma il regolamento sul riuso dei fanghi potrebbe consentire un riuso sul posto e quindi senza spendere i famosi 23 euro a metro cubo o addirittura i 90 per portarli in discarica, e in questa maniera avere una soluzione sostenibile. Il comune è già intervenuto iniziando a scavare nella zona sotto gli archi del ponte, migliorando la situazione, ma non è sufficiente e l'appello va al provveditore come organo diretto con il governo. Bisogna agire subito e quindi per questo noi siamo qui a sollecitare un altro intervento da parte del provveditore affinché sblocchi la situazione. Di nuovo in terraferma, oggi il popolo dei social è sobbalzato nel leggere una certa definizione sul comune di Mira nell'enciclopedia online per eccellenza. Mira, il comune più brutto d'Italia. Scriveva così fino a poche ore fa Wikipedia e non si sa sulla base di cosa. Scoppia la rivolta, manca a dirlo, via social, con il primo cittadino che nell'immediatezza della segnalazione si è da subito attivato per far rimuovere la scritta, tra scherzo e decisamente cattivo gusto. La cosa che abbiamo fatto è stato subito segnalare questo scherzo di cattivo gusto, è stato prontamente risolto, però l'invito che voglio fare a tutti è diamo a questo simpaticone una degna risposta, promuoviamo la nostra città, facciamo vedere le cose belle e le cose impagabili che da tutto il mondo ci invidiano. Tra queste, oltre alla bellezza delle sue ville che si specchiano lungo il Brenta, anche quelle dei versi con cui il sommo poeta parla proprio di Oriago di Mira. Dante li ha scritti nel canto quinto del Purgatorio della Divina Commedia, di cui si è parlato più volte proprio quest'anno per i 700 anni dalla sua scomparsa. Ma s'io fossi fuggito inver la Mira quando fu sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Versi impressi sulla facciata di Palazzo Moro, proprio lungo la riviera del Brenta, nella targa, che ricorda il passaggio del sommo poeta in questo territorio. Versi che ora su Wikipedia sono comparsi al posto della scritta poco simpatica già rimossa.
Questo dunque l'ultimo servizio, questa sera alle 21:15, ve lo ricordo, ritorna Ring in prima serata su Antenna 3, il programma dedicato alla politica. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, e Roberto Rizzo, imprenditore. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio all'edizione di Treviso e alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Anticiclone in rinforzo, ma non abbastanza per una netta stabilizzazione del tempo. Prevale il sole, ma con qualche acquazzone in agguato. Vediamo dunque il dettaglio. Sul Veneto contesto per lo più stabile, la grafica di mercoledì 5 maggio ci mostra una situazione buona, la giornata sarà caratterizzata infatti da un ampio soleggiamento. Aumento dell'instabilità a partire dal pomeriggio con addensamenti e locali rovesci sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura più settentrionale. Non si esclude anche qualche isolato fenomeno altrove. Temperature stazionarie minime tra 5 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 17 e i 22 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà segnato dalla variabilità. Più sole al mattino, a seguire temporali sui rilievi, localmente anche in pianura. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo un'alternanza di momenti asciutti e soleggiati con qualche altro momento con qualche pioggia. Temperature minime intorno ai 6-7 gradi, massime sui 20-22 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.